Penso di sì. Buongiorno, e allora non siamo né ad Auronzo né ad Asiago né ad Alleghe, siamo nel Trevigiano, siamo ritornati con la nostra troupe a San Vendemiano, proprio nel Trevigiano, nell'impianto sportivo del ghiaccio di San Vendemiano, dove si farà quest'oggi una cosa un po' insolita, insomma, per quanto riguarda le nostre zone, la nostra marca trevigiana per quanto concerne l'hockey su ghiaccio. Sì, perché a Conegliano c'è, oltre ad avere questo bellissimo impianto di hockey che è funzionale in questo periodo, nel periodo natalizio e non solo, avrete anche la possibilità di scoprire, di vedere insieme a noi quest'oggi questa simpatica manifestazione, che è una simpatica manifestazione dedicata ad un torneo, ad una partita di hockey su ghiaccio Under 7. Ecco il perché di tutti questi bei bambini che vedete nelle nostre immagini, che vedete dalle nostre immagini appunto sul ghiaccio di San Vendemiano. E allora organizza il tutto l'Ice Team Sanve, che è l'organizzatrice di questo impianto del ghiaccio, ma è anche diciamo intelligentemente l'organizzatrice e ha fatto nascere proprio una squadra di hockey su ghiaccio, ancora a livelli giovanili naturalmente, però ha avuto questa visione, ha avuto questa voglia di creare qualcosa di nuovo per quanto riguarda sicuramente le nostre terre, la nostra marca trevigiana, che di hockey, insomma di hockey su ghiaccio soprattutto, non ha mai parlato e non ha parlato in questi anni. Oggi vedremo, oltre all'Ice Team Sanve, che schiererà sul ghiaccio appunto la sua squadra di mini giocatori, vedremo le formazioni di Alleghe, di Asiago, di Pieve di Cadore, di Zoldo, di Padova, di Feltre e di Cortina. Ecco perché vi dicevo prima, non siamo né a Cortina né ad Alleghe né ad Asiago, che sono un po' i punti fondamentali e i punti importanti dell'hockey su ghiaccio italiano, ma siamo a San Vendemiano, dove appunto c'è la possibilità di gustare anche di questi spettacoli. Allora, visto che sto parlando un pochino, ma sono, non dico a nudo e a crudo di hockey su ghiaccio, mi farò aiutare anche dal primo cittadino di San Vendemiano, Guido Dussin, che scopro essere qui in duplice veste, però Guido, perché sei in duplice veste sindaco, ma anche papà di uno dei giocatori, giusto? Sì, in questo caso sì, è una bella realtà, come puoi ben vedere. Da Asiago 2 ore e mezza di viaggio vengono qua a giocare, quindi è anche la soddisfazione per tutti i nostri di questa bella giornata. Siamo ufficiali, quindi siamo nel torneo della FISG, siamo anche associati all'ICS, ma qui siamo in Federazione Internazionale Italiana Ghiaccio e quindi bene, queste sono le leve del domani. Ecco sì, parlavamo di leve del domani, è un torneo Under 7, quindi giovanissimi, molto giovani, e come dicevi tu, San Vendemiano ha investito non soltanto su questo splendido impianto che è aperto da quanto ormai 2 mesi? 4 mesi, ecco, ma ha investito, stavo per dire, mi viene da dire furbescamente, ma non è giusto, è intelligentemente su il fare una squadra prima, cioè non avete fatto l'impianto così e poi mollato tutto, c'è dietro una squadra, ne parlava il Gazzettino mi pare l'altro giorno di questa Ice Team Sanve. È una bellissima realtà del presidente Mirko Zago, c'è un bel gruppo di genitori che lavora attorno a questa nuova realtà e stiamo promuovendo sia l'hockey che il pattinaggio artistico. Anche le ragazze dell'artistico adesso vanno in gara a fine febbraio e a marzo e penso che Anna Solidova li porti anche a risultato. E come qui Milos Kupec, un ex giocatore di Serie A della Repubblica Cecoslovacca allora,
15 anni in Serie A, si è impegnato a portare avanti questi bambini. Poi magari lo sentiremo e lo vedremo. Da papà hai spinto tuo figlio a giocare oppure ha chiesto lui proprio di provare o cosa? Perché non è uno sport, perché io immagino qualche mamma che dice mamma mia, è un po' pericoloso, no? Come nel rugby inizialmente. Sono protetti, non c'è nessunissimo problema. Ha copiato dal fratello, ha visto il fratello, poi ha visto la realtà qua a San Damiano e ha iniziato. Il fratello nel frattempo è andato a giocare anche a calcio. Intanto fanno movimento, fanno abilità e va bene così. A 5 anni, qui da 5 a 6 anni li trovi e iniziano intanto a imparare a confrontarsi. E soprattutto si muovono e stanno in compagnia. Ma facciamo un'altra, qui vedo delle belle divise, dei bei caschi, ma economicamente per una famiglia che deve mandare il ragazzino, perché ci sono certi sport che costano, qui quanto spende una famiglia per dare la mazza? 30 euro al mese e poi il resto lo forniamo noi. Tipo oggi a fine torneo tutti i bambini sono qua nei gonfiabili gratuitamente, ovvio, e gli diamo da mangiare la pizza, il dolce, il gelato eccetera, e a loro e anche ai genitori. È un bel modo di stare insieme. L'hockey, la federazione ha proprio promosso sia l'attività sportiva ma anche il famoso terzo tempo. Fate le prime insieme al rugby? Sì, è proprio assodato. In tutte le realtà di montagna tu vai, poi fai la doccia e poi mangi. Ed è proprio la mentalità montana della valle che ha portato la sua tradizione dentro anche lo stesso sport. Guido, io ho esordito prima dicendo non siamo né ad Alleghe né a Cortina né ad Asiago, ma siamo a San Vendemiano, perché può sembrare anche strano magari, ma come è venuta questa idea? Ma siamo partiti 11 anni fa con una piccola piscina per il periodo natalizio, dopo l'abbiamo prolungata e in questo mandato abbiamo invece ampliato sia la pista fissa in cemento sia quella del ghiaccio. Abbiamo preso la rollbar, la rasa ghiaccio, rasa bordi e abbiamo fatto investimenti e diciamo che con le entrate del periodo natalizio riusciamo a coprire tutto l'intero periodo senza gravare sulle casse del comune, quindi è un'associazione che promuove questo, si chiama Estate Sport. Tra gli uni e gli altri insomma riusciamo a far pari senza gravare sulle casse del comune. Questa è una cosa importante. Intanto si stanno divertendo come pazzi, vedo, perché io l'avrei fatto da piccolino, se ci fosse stato io l'avrei fatto questo sport, perché piace tanto, è spettacolare, insomma magari ha fatto a livelli professionistici è un pochino violento, ma insomma normale. Qui sono molto protetti come dicevi tu e poi c'è questa voglia di stare insieme, ma vedo proprio anche il gusto di giocare. È mancato il gol del mio piccolo, ma si farà. Qual è il tuo figlio? Maglia rossa, ha mancato il gol. Oggi le emozioni sono doppie, però siamo felici tutti qua del gruppo perché abbiamo portato una splendida realtà. Ti dico questo. 2014 è iniziato questo mandato, c'erano 546 bambini e ragazzini, oggi siamo a 1026 in paese. Abbiamo raddoppiato la presenza all'interno delle società sportive dei nostri bambini. Io credo che questo sia il vero dato che dobbiamo segnalare. Chiaro, segnalarlo e come dicevamo prima ci sarà oltre a questi Under 7 ci sarà una scala adesso anche per andare a salire. Under 9 giochiamo domenica ad Alleghe e poi c'è l'Under 11. Gli Under 13 invece abbiamo intessuto una collaborazione con il Padova, quindi ad esempio uno degli arbitri che vedi qua gioca col Padova, Brian, e i nostri ragazzini trovano sfogo o qui o a Pieve dove giocava anche l'altro mio bimbo, oppure a Feltre abbiamo delle buone collaborazioni e quindi hanno le loro chance. Certo, quando vai su d'età devi pensare di frequentare anche tutto il nord d'Italia e quindi soprattutto il Trentino, Alto Adige, devi disputare le partite in quei luoghi, in quei palaghiacci.
Quando prima ho esordito dicendo siamo nella Marca Trevigiana, siamo a San Venemiano, insomma abbiamo anche le montagne vicine. Diciamo che pensare ad un impianto del ghiaccio non è utopistico. No, non è utopistico. Bergamo insegna, Padova insegna, soprattutto per il patinaggio artistico. Abbiamo un bacino utenza amplissimo, da 500 a 1000 persone, ma possiamo crescere ancora. I bambini hanno bisogno, per di più i bambini già in fascia di asilo, scuola materna, frequentano queste realtà. Qui da noi tutti e due gli asili parrocchiali con i bambini mezzani e grandi fanno un giorno di lezione a settimana e la prossima domenica fanno il saggio finale e sanno tutti patinare. Come hai ben detto te prima, se noi avessimo avuto queste realtà avremmo tutti quanti saputo patinare. Un domani tu vai all'università a Padova, vuoi uscire con i tuoi amici, anche se non sei un campione, però passi la giornata in compagnia come fa una partita da calcio qua da noi. E questo è positivo, è un ampliamento delle proprie conoscenze, delle proprie possibilità. Tu che sei più addentro di me, lo svolgimento qui vedo che a un tot di tempo c'è il cambio di squadre, no? Ogni minuto e mezzo fanno il cambio e i bambini hanno una fascetta sul polso, anche se sono con la maglia rossa, hanno una fascetta di colore diverso e si alternano. Quindi giocano insieme? Sì, oggi maglie miste giocano insieme. Oggi sono talmente tanti perché qui a San Damiano vengono proprio volentieri perché poi li ospitiamo con una bella festa eccetera e quindi ci troviamo, adesso ho assegnato la maglia verde, ecco. Qui hanno tutti l'opportunità di poter giocare i stessi minuti, stesso tempo e in questa fase non ci sono distinzioni, questo è il bello. Classifica oppure no? No. Poi fare una garetta dei tiri probabilmente premieranno con un disco qualcuno, ma loro sono felici di stare insieme, di una pasta e poter giocare, è molto bello. Bene, direi che abbiamo cercato di saperne qualcosa di più dal primo cittadino, magari adesso vedremo di sentire anche il tecnico di Sanve per capirne qualcos'altro in più. Cosa possiamo dire? Qui questa struttura si presta veramente a fare delle cose belle, quindi io ti auguro di poter continuare anche con il terzo, il quarto mandato, il quinto mandato. Grazie, sì, io mi propongo per il quarto mandato, mi propongo soprattutto per fare l'assessore sport come è successo in questa fase, con un lavoro massacrante nella prima fase, poi sono stato capito anche alle società sportive, abbiamo fatto tantissimi cambiamenti ma abbiamo ottenuto questo risultato che è fantastico. Vogliamo ancora crescere e dare l'opportunità a questo, e al pattinaggio artistico e a tutti gli altri sport. Ti ricordo ancora che abbiamo appena presentato 3 progetti esecutivi al Ministero e io spero che riusciremo a intercettare anche dei contributi, finanziamenti, che è un po' la mia capacità, insomma quella che è la mia propensione, in modo tale che possiamo finanziare più iniziative e se questo arriva ecco che anche tutti gli altri sport avranno strutture al top. Sicuramente oggi siamo una vera realtà e possiamo definirci veramente città dello sport, perché qui lo promuoviamo e lo sosteniamo sia dalle attrezzature e dalle strutture. E una cosa che voglio ricordare ancora è che qui da noi sono arrivati tutta una serie di allenatori italiani e stranieri di livello nazionale e sono fra i più qualificati, dalla pallavolo al patinaggio a rotelle, quello col quad, oppure alla ginnastica artistica. La ginnastica artistica fa conto che oggi ha 190 bambine, no? E 2 anni fa era 70. Abbiamo comprato le attrezzature, le strutture, ma soprattutto loro hanno saputo investire con allenatori qualificati e dal comune o da fuori comune arrivano qua a fare l'attività sportiva. Bene, allora Guido io ti lascio, grazie per avermi parlato da primo cittadino e da papà, adesso ti lascio seguire da papà e tuo figlio. Grazie Filite, un buon ghiaccio a tutti. Grazie, allora un buon ghiaccio come diceva il sindaco Guido Dussin
e allora poi magari vedremo di avvicinare anche qualche ragazzo, qualche ragazzino e l'allenatore dell'Ice Team Sanve per cercare di farci spiegare naturalmente come ci si avvicina a questo sport, come le famiglie poi si avvicinano a questo sport. Qui di fronte a noi e qui vicino a noi ci sono dei bambini, dei ragazzini che provano a giocare, che provano. Io posso sentire qualcuno di loro? Vediamo se riusciamo a sentire qualcuno. Ma quanto ti piace giocare ad hockey? Tantissimo. Ma cosa si prova qui Tu sapevi già pattinare oppure hai imparato a pattinare prima di giocare? Ho imparato a pattinare prima di giocare. Cosa fai? Che ruolo sei? Attaccante. Attaccante. Hai segnato già? 7 volte. 7 volte? Bene, abbiamo trovato il nostro goleador per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, e allora si sta giocando ancora 1 minuto e mezzo, come dicevamo in precedenza con il sindaco, 1 minuto e mezzo per incontri. Ecco, vedete il cambio adesso delle squadre che entrano in campo, danno il cambio dopo 1 minuto e mezzo. Ci sono anche delle bambine, e chiaramente quando ci sono queste età giovanili lo spazio tra maschietti e femminucci naturalmente si equivale adesso stavamo osservando anche con la ripresa questa bella azione dove si è esibito il portiere con il disco che è riuscito a trattenere, quindi si sta giocando anche piuttosto intensamente, insomma, in questo impianto, in questo ghiaccio che vedete c'è qualcuno che scivola, che cade, ma nessun problema. Adesso proprio sono vicini a noi con queste maglie gialle, molto, molto bello da vedere, tra l'altro caratteristiche di questo con il casco, con questo bastone del ghiaccio. Altro cambio, via con altri ragazzi che entrano, altri giovanissimi che entrano sul ghiaccio, e allora maglie verdi, maglie rosse da questa parte. Andiamo da questa parte del campo perché come potete vedere, come vi sarete resi conto, l'impianto di San Vendemiano è stato diviso, per quanto riguarda questa manifestazione, è stato diviso in due parti, in 2 campi in pratica, no? Quindi tra l'altro ci sono delle porte che sono state da questa parte, sulla fascia destra, sono state anche ridotte proprio per aiutare appunto e sviluppare il gioco Under 7. Bene, seguiamo questo gruppo verde e rosso che si sta dando gran battaglia, con parecchi ragazzini che sono anche caduti, ma non si fanno niente perché sono ultra protetti, come diceva prima il sindaco. E avete sentito, altro cambio, 1 minuto e mezzo per quanto riguarda qualcun altro. Per quanto riguarda appunto questa serie di partite, quasi gol da questa parte, quasi realizzazione per quanto riguarda questi piccoli campioncini. Guardate, l'attacco va fuori e poi il disco in questo caso viene buttato in mezzo guardate. Ecco, siamo con le immagini su questo groviglio umano, ma ricordatevi che il divertimento è proprio anche da questo, insomma, perché come diceva prima Guido Dussini, il sindaco di San Vendemiano, l'hockey su ghiaccio con la propria federazione, il rugby con la propria federazione e altri sport dove l'unione, il gruppo fa la forza, è il caso proprio di dire, ecco, avanti, e c'è il quasi gol anche in questo momento, e il portiere ha parato molto bene. Sì, allora qui sono, vieni, mi presenti, qui sono con il tecnico, no? Sì, esatto, lui è Milos Kupek, il nostro allenatore, e ha una grandissima esperienza internazionale sia come atleta
quando giocava che come allenatore. Per noi è una fortuna avere una persona con queste qualità e caratteristiche, insomma, per tutti i nostri ragazzi. Rimani qui tu. Allora, Milos, sì, parlavo prima con il sindaco, insomma, averti qui a San Vendemiano per loro è stata un'autentica fortuna, insomma, per far nascere questo movimento. Anche per me, no? Perché soddisfazione vedere piccoli che crescono e che anche i genitori che sono contenti. Io sono contento anche io dopo. Senti, io ho iniziato prima il primo collegamento dicendo non siamo né ad Agordo né ad Alleghe né a Cortina, ma siamo a San Vendemiano. È un po' strano, no? Sì, un po' strano, solo si vede che sono loro che hanno portato qua ghiaccio e vedono che qua vicino c'è Conegliano, Pordenone che non hanno anche ghiaccio, che possono venire qua, pattinare, anche giocare. Anche qua abbiamo artistico, abbastanza grande, no? Società. Tu sei della Repubblica Ceca, cecoslovacca una volta, no? Dove il ghiaccio è di casa invece, no? Quindi fa un po' differenza, no? Sì, c'è un po' di differenza, quello è tutta Italia, no? La mentalità anche per bambini, anche per adulti, c'è differenza tanta. Parlavo con il sindaco prima, che tra l'altro era in versione anche genitore, quindi in doppia modalità, e ho chiesto le famiglie ancora come vedono l'hockey, lo vedono ancora come una volta per il rugby che era uno sport pericoloso oppure no? Io penso di no, perché sono attrezzati abbastanza e adesso non è così piccoli bambini che giocano. Sì. Ci si può far male anche giocando nel prato, sì, no? Anche sì, prato, anche quando vanno a scuola o asilo uguale. No? È una realtà quella di San Vendemiano che crescerà, perché da questo Under 7 mi pare che si voglia crescere. Sì, solo noi abbiamo squadra buona Under 9. Quelli sono contento perché giocano già partite, anche abbiamo vinto contro squadre Pieve, Zoldo, quelli che hanno già tanti anni praticamente esperienza con hockey. Quindi mancherebbe solo un impianto vero e proprio. È più grande palaghiaccio praticamente, no? È regolare, serve, sì, perché se possiamo continuare così, dopo dobbiamo giocare partite con un campo regolare. Chiaro. Allora io ti lascio di nuovo i ragazzi, in bocca al lupo e buon lavoro naturalmente. Caro Presidente, insomma diciamo che vieni un po' più in qua. Diciamo che insomma parlavo prima anche con il sindaco e adesso con Milos, c'è questa soddisfazione di San Vendemiano del vedere questo movimento e di essere riusciti a fare qualcosa di diverso in pratica. Sì, beh, diciamo che da parte nostra c'è comunque una bellissima soddisfazione, nel senso che comunque l'hockey non è sicuramente calcio, pallavolo, diciamo uno sport che comunque è molto più seguito rispetto all'hockey. Come diceva poco fa Milos, noi abbiamo 2 squadre che partecipano ai campionati, Under 7 e Under 9, come appunto diceva, stiamo facendo sostanzialmente anche belle figure, incominciando a fare belle figure fuori, per cui è una realtà che sta crescendo, speriamo la crescita sia costante e la nostra realtà siamo contenti di questo, insomma. Il sindaco che conosciamo, il personaggio, non si tira indietro quando parla di impianto vero e proprio. No, a parte il fatto che Guido non si tira mai indietro, secondo me questa è una delle caratteristiche più belle che possa avere. Diciamo che la realtà nostra appunto è questa, abbiamo un 20x40 come impianto, l'idea, la speranza, il futuro, il progetto che c'è diciamo in testa sarebbe di avere un qualche cosina di struttura fissa. Sentiamo anche con Guido così la speranza insomma di poter in futuro avere una struttura fissa, ecco. Quello che mi fa piacere enormemente è che nonostante il San Vendemiano non sia una cittadina enorme, però si è stretta intorno a questo, chiamiamolo palaghiaccio già, no? Si è stretta intorno a quello che state facendo piacevolmente, perché altri paesi invece magari svicolano. Sì, esatto. Io ho la fortuna di seguire sia le bambine di pattinaggio artistico che i nostri ragazzi dell'hockey e proprio come dici tu c'è un attaccamento a questa cosa. A me capita di uscire in trasferta con i bambini, sostanzialmente giochiamo la mattina, tarda mattinata, e al pomeriggio quando rientriamo la prima cosa che vogliono fare è mettere i pattini e tornare dentro in turno in pista. Per cui vedo anche comunque da parte dei genitori, del pubblico e comunque durante l'intera manifestazione di Magie d'inverno che l'affluenza in pista è sempre poderosa, diciamo così.
a differenza, come dici tu, di qualche altra realtà che ha provato quest'anno, è sempre difficile partire, però la nostra è già una realtà consolidata che sta dando insomma i suoi frutti e le sue soddisfazioni. Come dicevamo, è un po' diversa insomma la collocazione, perché voi avete agito, ho detto prima, intelligentemente, non me ne vogliano altre persone o altre iniziative. Voi avete fatto questa pista sì, non soltanto per il periodo invernale, ma proprio per continuare, e diciamo, come leggevamo l'altro giorno sul Gazzettino che spiegava la nascita di questo Ice Team Sunday, qui è la cosa bella insomma, perché non lasciate il ghiaccio solo a se stesso. No, esatto. La nostra realtà è, diciamo che questa pista, questo capannone funge da sostanzialmente vera e propria palestra, per cui è attiva 7 giorni su 7, perché dal lunedì al venerdì, anzi dal lunedì al sabato mattina abbiamo gli allenamenti della società. La mattina Ice Team ha promosso un progetto scuola per cui coinvolge dagli asili fino alle superiori, per cui quasi tutte le mattine ci sono le scuole, ci sono le partite quando c'è l'occasione di poterli ospitare, e comunque c'è l'apertura al pubblico il sabato e la domenica, per cui di fatto è un palazzetto che va 7 giorni su 7, è una bellissima realtà. 4 mesi di bellissima realtà, com'è andata? Bah, direi che i numeri parlano chiaro, e anche visivamente credo insomma che soprattutto nel periodo di dicembre, durante le festività natalizie, la pista è un vero crack, nel senso che c'è la coda fino a fuori, la pista è affollata, nel senso che comunque vi è proprio una grossa partecipazione. Per cui per tutto il lavoro che c'è da parte nostra, di tutti i volontari, di chi ci sta dietro, avere la soddisfazione ogni weekend per 4 mesi, credo ripaghi un po' tutte le fatiche che vengono messe in campo. Ecco. Sicuramente sei allo scadere di questo corposo volantino. Cosa manca? Manca... iniziative ancora. Sì, è difficile implementarle, perché più di questo dobbiamo tirare fuori il coniglio dal cilindro. Però noi adesso continuiamo fino al 17 di marzo con il ghiaccio, parlo come Ice Team, dopodiché appena finiamo l'attività sul ghiaccio noi continuiamo con l'attività di pattinaggio e hockey inline, per cui diciamo che la nostra realtà sportiva, a parte la pausa estiva, va avanti tutto l'anno. E allora buon lavoro, perché non mancherà. Grazie mille, infatti è vero. Grazie Presidente. Allora, adesso le partitelle mi pare siano concluse o cosa succede? C'è un tiro del disco? Sì, esatto, adesso c'è un cambio campo e fanno altre partite, dopodiché durante l'intervallo che i bimbi berranno il tè ci sarà il gioco che si chiama lancio del disco, verrà fatta l'ultima partita e poi tutti a pranzo. Bene, allora con questo riassunto di quello che succederà e di quello che vedrete, insomma, e che vedremo, abbiamo capito un po' come si snodano i programmi odierni con questi bellissimi, tra l'altro, io quando vedo il gioco appunto dei ragazzini mi emoziona e mi appassiona ancora di più, perché sì, è bello vedere i grandi giocare, ma i settori giovanili, ma soprattutto poi questi sport dove già da piccoli vedi la formazione appunto di quello che potrebbe essere un grande, insomma, lo vedi nel rugby, lo vedi nell'hockey su ghiaccio appunto che stiamo vedendo, e sono proprio belli da vedere, simpaticissimi naturalmente, per far capire come e cosa si potrà naturalmente avere da questo sport. Adesso cade, ma senza problemi, una panca proprio vicino a noi, ma vi possiamo dire che il divertimento è totale, il divertimento da parte di questi ragazzini under 7 sono veramente molto bravi, e naturalmente si stanno divertendo a più non posso in questa splendida struttura qui di San Vendemiano. Bene, aspettiamo ancora qualche altro ospite, se avremo l'opportunità di averne. Adesso c'è stato il cambio di campo come dicevamo, e vediamo se io riesco ad avvicinare un tecnico e un allenatore
Vediamo se posso parlare con uno dei ragazzini. Mi chiami il tuo allenatore? Gli dici se viene qua? Gli dici se viene qua? Ecco, scusate, ma facciamo... Mi chiami il tuo allenatore? Lui? Ah, ho capito, va bene. Allora, siccome sono squadre diverse. Intervista, buongiorno intanto ti lascio guardare ugualmente. Tu da dove vieni? Io vengo da Forno Risoldo. Quindi insomma io ho iniziato prima parlando, visto che siamo qui con le telecamere, dicevo, non siamo appunto né nel Zoldano né a Cortina né ad Alleghe, ma siamo a San Vendemmiano, che fa un po' strano insomma vedere questo impianto, però come lo giudichi da uomo di montagna? Dai, diciamo non è un classico palazzetto del ghiaccio, però per me, per questi ragazzi è più che sufficiente, insomma, vero? E si diverte, è una bella festa, si vedono moltissimi genitori. E poi devo dire che qui a San Vendemmiano è più una giornata di famiglia. Maestri di stare insieme, sì, no? È proprio una giornata di famiglia, anche poi dopo gli incontri sono organizzatissimi. I bambini vengono volentieri qui a San Vendemmiano a farsi il torneo. Dai. Voi siete scesi con una vostra squadra qui? Sì, siamo scesi, noi siamo con quelli dell'Alleghe. Fusioni per necessità, diciamo. E siamo scesi stamattina o con furgoni o con le macchine, si scende sempre, insomma ogni domenica si va da qualche parte. Allora per voi, insomma, come dicevo prima, della montagna il ghiaccio è assodato, ma cosa spinge un ragazzino così a provare subito a scendere sul ghiaccio? Allora prima di tutto è la passione, ma in un ragazzino gliela devi far scoprire la passione, diciamo. E quello che ti porta è l'impegno di chi ti segue, questo qua è per me basilare, l'impegno e la costanza, perché per fare un gruppo ci si mette molti anni. Però con la costanza si vince e soprattutto, come dico, passione innanzitutto, perché qui su queste partitelle non ci sarà poi una classifica, non ci sarà una classifica di merito, no? No, in queste partite qua no, sono i ragazzi che iniziano, siamo addirittura società con società misti. È occasione per incontrarsi anche con le altre società, diciamo, alla fine. È un far conoscere anche l'hockey. È un far conoscere l'hockey e rendersi conto quanti bambini abbiamo ancora in queste valli. Sì. Ce ne sono, non meno male. Sì, per fortuna, sì, dai. Bene, allora buona continuazione e buon gioco naturalmente. Grazie, buona continuazione a voi. Bene, ringraziamo l'amico della Val Zoldana che ci ha spiegato un po', insomma, anche la diversità, diciamo, tra questo fare hockey su ghiaccio in montagna ed in pianura, chiaramente. Allora ci sono già girati, vediamo, va bene, non vuol parlare l'assessore, va bene, lo lasciamo andare, era venuto a salutare la nostra postazione. Vi dicevo, c'è questa possibilità a San Vendemmiano, state vedendo insomma come si è sviluppato questo sport, questo hockey su ghiaccio qui a San Vendemmiano, dove non c'è stata soltanto questa costruzione, questa possibilità di praticare hockey nel periodo natalizio, ma si è continuato e si continua con 4 mesi di lunga programmazione, come diceva il presidente Mirko prima. Domenica 17 febbraio appunto partita di torneo hockey under 7 a maglie miste, che è quello che stiamo vedendo. Sabato prossimo 23 febbraio ci sarà il Carnevale di Marca che farà tappa appunto ancora qui a San Vendemmiano, e poi un altro evento domenica 24 febbraio, un gran spettacolo di carnevale sul ghiaccio, sempre per continuare. Domenica
3 marzo ci sarà Diana Orfei con alcuni spettacoli circensi, la festa della donna per venerdì 8 marzo, poi sabato 9 marzo un'esibizione classica di capoeira aperta anche a bambini, ragazzi e ad adulti. Domenica 10 marzo una festa con Minnie e Topolino per i personaggi preferiti dai bambini, si dice. Domenica 17 marzo ci sarà il saggio finale dell'Ice Team Samve, una giornata conclusiva in esibizione per la SD Ice Team Samve. Tutti gli atleti metteranno in mostra le proprie abilità e i progressi ottenuti in questa esibizione dall'atmosfera magica. E questo sarà un po' tutto, perché si chiuderà il 17 marzo questo lungo periodo in cui questo impianto ha funzionato, e ha funzionato molto bene appunto qui a San Vendemiano. Sempre a San Vendemiano per scoprire insieme a voi e scoprire con le nostre immagini appunto la possibilità di far scegliere a vostro figlio uno sport sicuramente diverso, sicuramente non da pianura, diciamo così. È uno sport che insomma è diverso. Dici 2 parole, vediamo. Oh, bene. Mentre siamo travolti quasi da questi 2 ragazzi che sono arrivati. Tu ti chiami? Micaela. Da dove sei? Di Padova. Padova, vedevo lo scudo crociato lì in bella mostra. Allora, Padova, parlavamo prima col sindaco di San Vendemiano. Padova è un po' come San Vendemiano, non ha la montagna, però ha creato da tempo questo Palazzo del Ghiaccio, no? Esatto, sono ormai 7 anni almeno che c'è lo stadio. Abbiamo cominciato anche noi un po' come San Vendemiano, con una pista pian pianino. Abbiamo creato un po' tutte le categorie. Adesso l'anno prossimo arriveremo ad avere l'Under 15 e quindi per noi è una grande, come dire, una grande importanza, perché si comincia, come dicevo prima, si comincia a salire piano piano. Che ne dici di questo impianto? Insomma, c'è ancora da lavorare, però è accettabile, no? Sì, ottimo, anzi per i bambini è una realtà che secondo me anche in pianura serve avere, e per carità San Vendemiano è anche abbastanza vicino, esatto, rispetto a Padova, però è importante avere anche Palazzi del Ghiaccio, avere realtà così anche per i bambini, diciamo, non montani, ecco. Tu ti sei avvicinata all'hockey perché o perché giocavi? Io in realtà a Padova, essendo una realtà nuova, io principalmente andavo a pattinare in montagna, e pattinavo su rotelle, e poi quando è nato il palaghiaccio così mi sono un po' avvicinata. Quindi proprio è questo il compito? Sì, questo è il compito secondo me. Quanti ragazzini hai oggi? Oggi ne abbiamo 7. Sono bravi? Certo, tutti bravissimi, anzi abbiamo anche un novizio che è la prima volta che viene, sono felicissima. Sì, molto bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, ciao. Bene, ringraziamo anche questa istruttrice appunto di Padova che, come avete sentito, 7 bambini qui a San Vendemiano, e c'è la possibilità naturalmente di far vedere tutto quello che si può far vedere sul ghiaccio con questi ragazzini. Adesso ecco sì, la telecamera è lì ad inquadrare questo gruppo che guardate, sono veramente, quando dico piccoli dico under 7, quindi ci potrebbe essere questo ragazzino che è più piccolino di tutti, sicuramente avrà 5-6 anni, non so se arrivi a 7, però insomma è un bellissimo colpo d'occhio da vedere, mentre da questa parte vediamo se riesco a far spostare Fortunato. Sì, ecco, andiamo su questo qui, perché qui mi pare che siano un pochino più grandicelli, o quantomeno proprio di 7 anni completi fatti già, che vedete come già manovrano i loro bastoni e l'impegno massimo naturalmente per quanto concerne questa attività, questo sport. Adesso c'è anche l'arbitro, che naturalmente è un ragazzino di pari età o qualche anno in più, che naturalmente gioca, o meglio dirige, e ogni tanto quando il disco si ferma in un posto dove non è più possibile rigiocare, viene rimesso sul ghiaccio e fatto scivolare nuovamente. Cambio, perché come vi dicevo in precedenza si gioca
1 minuto e mezzo per partitella e poi il cambio da ragazzo a ragazzo naturalmente e da squadretta a squadretta per quanto concerne. Abbiamo un'altra campionessa qui del ghiaccio e quindi eccoci qui con stiamo osservando insieme a voi queste immagini che adesso ci mostrano anche bene, perché danno proprio il senso dell'impianto, di questo impianto sportivo che San Vendemiano ha realizzato in questi anni, come parlavamo prima con il sindaco Guido Dussin, la possibilità poi di poter sempre di più crescere, sempre di più creare naturalmente movimento e creare possibilità di formare squadre sempre più elevate, sempre di età naturalmente, e come accennavamo prima. Adesso c'è il nostro amico della Val Zoldana qui davanti che abbiamo sentito in precedenza, che sta parlando con i suoi giocatori, e dicevo prima che a quest'età naturalmente uomini e donne o bambini e bambine hanno la stessa possibilità di giocare, quindi c'è la possibilità di giocare ancora a livello misto per questa categoria, per queste ragazzine e per questi ragazzini. Vediamo ancora questa partita che si sta disputando, questo incontro tra questi bambini che ci danno veramente dentro. Ecco il cambio che avviene velocissimo, perché proprio come da partita e come fossimo in una gara proprio di adulti, adesso si va naturalmente a comunicare anche che tra il primo e il secondo tempo, chiamiamolo così, e tra una pausa all'altra ci sarà, adesso abbiamo potuto vedere una scivolata colossale di un paio di ragazzini che vanno a picchiare contro le balaustre, ma nessun problema perché sono, come dicevamo in precedenza, ben coperti, e avete sentito anche il costo di cui parlava il sindaco per fare hockey su ghiaccio. Qui insomma costa 30 euro per l'iscrizione, e poi la società dà la mazza e dà naturalmente il bastone, dà il casco e soprattutto poi mette a disposizione un tecnico che abbiamo intervistato in precedenza, che ha un passato anche di ex giocatore, 15 anni di massima serie in Repubblica Cecoslovacca, e poi la possibilità di dare a tutti la voglia, la possibilità, scusate la ripetizione, di scendere sul ghiaccio, di pattinare, di divertirsi. Vi ricordo che siamo sempre in diretta con questa esibizione che abbiamo scelto quest'oggi di farvi vedere, di farvi conoscere, per questo sport bello, appassionante, avvincente, quando naturalmente si affrontano grandi squadre, ma soprattutto bello da vedere e bello da praticare fin dalla giovanissima età. Qui siamo sui 7 anni appunto per quanto riguarda questi bambini che si stanno divertendo un sacco qui a San Vendemiano in
numerose partitelle che si stanno disputando, 1 minuto e mezzo a testa, con delle squadre che arrivano dai monti, perché abbiamo sentito prima Zoldo che è unito con Alleghe, poi c'è anche Asiago, Pieve di Cadore, ci sono quelli di Padova, poi Feltre, poi il gruppo sportivo Cortina. Vi ricordo che questo evento sarà interrotto poi durante un breve intervallo, dove ai bambini verranno dati del cibo, verrà dato naturalmente delle bevande, e ci sarà il gioco cosiddetto del lancio del disco, e quindi pronti naturalmente anche per continuare a rimanere in compagnia, continuare a divertirsi, continuare naturalmente a giocare. Come avete sentito, poi c'è la voglia anche di giocare, di continuare a farlo anche quando non ci sono partitelle da fare o non ci sono manifestazioni da onorare. In questo caso la voglia dei bambini e delle bambine, insomma, supera ben oltre la possibilità di fare delle partite o fare delle manifestazioni. Vedete, adesso stiamo inquadrando sul lato sinistro del nostro schermo il secondo campo allestito. Si stanno affrontando due compagini miste, perché tutte queste squadre che vi ho elencato in precedenza giocano insieme, in pratica non sono proprio degli incontri società contro società o squadra contro squadra. Qui c'è la possibilità di mischiare anche le cose, e questo, come spiegavamo prima, è l'importanza dell'hockey, è l'importanza di questo tipo di discipline che per prime hanno scoperto il terzo tempo, cosiddetto terzo tempo, che vuol dire mangiare, bere, stare insieme, divertirsi, fare gruppo, ed è fondamentale tutto questo, cosa che in altri sport forse viene un pochino trascurato, non sia mai invece da questo tipo di sport, hockey su ghiaccio per l'appunto, e rugby, che è stato un po' il precursore di tutto. Buono anche l'afflusso di pubblico qui al Palazzo del Ghiaccio, chiamiamolo così, anche se non è proprio un vero e proprio palazzo ancora, ma è una struttura che San Vendemiano ha comunque valorizzato nel tempo, nei mesi, e ha valorizzato non soltanto per una quindicina di giorni sotto Natale, ma ha valorizzato soprattutto per un periodo lungo, 4 mesi di iniziative, 4 mesi di programmazione sotto il titolo di Magie d'inverno, iniziato il tutto, mi pare, se non erro, nel mese di novembre, perché le prime iniziative si sono viste proprio con le casette di Natale qui a San Vendemiano dal 17 novembre. Ecco, 4 mesi lunghi, 4 mesi di difficoltà anche nel trovare naturalmente iniziative e manifestazioni particolari da poter mostrare, da poter mettere in cantiere, dare la possibilità a tutti, insomma, di godere di questo e di dare visione di quello che si può fare in una cittadina di pianura come San Vendemiano, che giustamente, come diceva l'insegnante di Padova, rispetto a Padova c'è proprio la diversità. Anche San Vendemiano è molto più vicino ai monti rispetto a Padova e rispetto ad altre città che con i monti magari hanno poco a che spartire, però diciamo che da qui si può partire, da qui si nasce per cercare naturalmente di salire, di portare e di far sviluppare questo bellissimo sport che stiamo scoprendo, stiamo vedendo quest'oggi qui a San Vendemiano in questa splendida attrezzatura. Penso che il nostro collegamento si chiuderà intorno alle 12, presumo, e quindi siamo proprio in chiusura, e lo dicevamo in precedenza con il sindaco, con le varie autorità
autorità che abbiamo portato ai nostri microfoni. È un vanto per San Vendemiano avere allestito questo tipo di manifestazioni, naturalmente questo tipo di iniziative che vanno piano piano a conclusione di questi lunghi 4 mesi di programmazione a San Vendemiano e nella Marca Trevigiana. In questo caso avevamo voluto proprio iniziare proprio ribadendo il detto di non essere in montagna, di non essere a Cortina, di non essere in Val Zoldana, di non essere ad Alleghe, ad Asiago, dove l'hockey naturalmente è conosciuto molto e sviluppato di più. Adesso c'è il conto finale per i ragazzini che entrano in campo. Vedete come poi ci sono questi abbracci simpaticissimi, questo tutti insieme, perché anche se non ci sono classifiche di merito per le squadre, è chiaro che poi i ragazzini tengono a mente, come avete sentito nell'intervista che ho realizzato in precedenza con un ragazzino a cui avevo chiesto che ruolo aveva, quello di attaccante, e quante realizzazioni aveva fatto. Aveva tenuto il conto di 7 all'epoca, quindi era appena iniziata la giornata, e quindi una squadra tiene conto di questo, e poi sa benissimo, insomma, la vittoria è sempre la vittoria e piace. Io direi che possiamo chiudere, perché altro da dire non abbiamo. Magari rimaniamo con le immagini in sottofondo per darvi la possibilità di vedere adesso questo lancio del disco che va a spezzare queste gare che abbiamo volutamente seguito quest'oggi. E allora dal Palazzo dello Sport, dal Palazzo del Ghiaccio, chiamiamolo così, in divenire nel futuro di San Vendemiano, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento naturalmente ad altre iniziative di questo tipo e ad altre nostre dirette, sempre sul ghiaccio o sempre naturalmente dagli avvenimenti sportivi più importanti della nostra Marca Trevigiana. È tutto da San Vendemiano, linea alla regia.
Grazie.